Sabato 24 ottobre 2009 siamo in Sala Eric a Portoviro per seguire un'importante tavola rotonda, il Veneto e l'Italia per la ripresa. Andiamo a sentire che opportunità ci sono per la nostra zona, per il Basso Polesine, per il Polesine in generale, un sacco di personaggi importanti e vediamo se hanno qualche ricetta per risolvere questa situazione. Abbiamo più una vocazione industriale barra artigianale o turistica? Vede, il turismo è un qualche cosa che io sono nato qui, insomma, che a parte Rosolina, la vocazione turistica l'abbiamo, come dire, scoperta con l'istituzione del parco. Però io non sono fra quelli che dicono no a questo, no a quell'altro perché è sufficiente il turismo. Io credo che il turismo si debba ed è doveroso sviluppare perché è un'alternativa, perché va, come dire, a creare e anche a salvaguardare l'ambiente. Non mi sento di dire che è più trainante dell'industria perché insomma abbiamo delle realtà che sicuramente vedi LNG Adriatic, vedi l'area portuale che ho detto prima o Enel, quindi insomma credo che queste siano le vere opportunità per una vera occupazione, uno vero sviluppo economico. Quando parliamo di progettualità della provincia il 70% riguarda il Delta, quindi senza far tanti giri lontano, in provincia di Rovigo siamo sicuramente un'ose positiva. Abbiamo riscontrato che il problema più grosso delle nostre aziende è il credito da una parte, le commesse, i pagamenti dall'altra. Cosa fa la Regione Veneto? La Regione Veneto ancora dall'autunno scorso ha innanzitutto ampliato il sistema dei confidi, quindi per la piccola e media impresa poter avere liquidità immediata è stata la prima boccata d'ossigeno importante prima appunto nei primi mesi dell'anno scorso. Poi abbiamo immediatamente aperto un tavolo che non è un tavolo, il classico tavolo in cui si chiacchiera, in cui si discute, in cui poi non si concretizza nulla, un tavolo importante peraltro con buona parte dei relatori che sono presenti oggi al convegno, con il sistema del credito, proprio per essere interlocutori istituzionali importanti tra le imprese e il sistema del credito, perché tra Basilea 2 e tra la crisi evidentemente gli imprenditori erano ulteriormente stritolati ovviamente da un sistema che era in grande ovviamente difficoltà anche da un punto di vista proprio della serenità dell'approccio. E quindi noi come istituzione siamo arrivati poi a siglare un protocollo importante alla fine del mese di luglio per congelare per esempio le rate dei mutui che le imprese avevano contratto, per come pubblica amministrazione agevolare prima di tutto i pagamenti delle tante imprese che proprio nei confronti della pubblica amministrazione attendevano magari da mesi, dovuto anche al patto di stabilità, comunque i pagamenti delle loro forniture. E oggi come oggi stiamo concludendo e siglando anche un ulteriore accordo con tutte le banche proprio per omologare anche l'approccio nel dover dare le garanzie, nel dover quindi non trovarsi dinanzi a un sistema che a seconda della banca o del Confidi o di Veneto Sviluppo per i fondi di rotazione ci si trova sempre a dover reinventare delle garanzie diverse. Potrebbe essere che ha il termometro di tutto il Veneto, Nosi Felice la nostra, con quello che bolle in pentola, tipo l'area marittima, tipo il turismo, tipo la pesca? Ma indubbiamente il Polesine ha rispetto alle altre aree del Veneto delle potenzialità straordinarie che non sono state sfruttate e direi nemmeno messe in discussione negli anni scorsi, quindi secondo me da questa crisi noi ne usciremo rafforzati anche con uno spirito innovativo e di ricerca diversa rispetto ad altre aree che forse devono reinventarsi. Noi non abbiamo niente da reinventare, noi abbiamo solo da realizzare fino in fondo le potenzialità che in maniera straordinaria, specie qui in questa zona, noi abbiamo. Il credito c'è sempre stato, adesso è più accentuato per il semplice fatto che mancano così da parte di molti istituti, non di tutti, di molti, la disponibilità diremo in tempi molto brevi di dare delle risposte anche agli artigiani. Una delle cose più importanti che gli artigiani chiedono da sempre sarebbe la semplificazione diremo burocratica, perché ci sono delle perdite di tempo enormi quando uno si deve rivolgere agli uffici per avere delle autorizzazioni, cioè questo è uno, quindi è un danno economico anche quello di dover passare ore e ore magari o giorni per riuscire ad ottenere le varie autorizzazioni. E poi i clienti cos'è che lamentano? Ma in questo momento lamentano molto la mancanza di commesse, ma soprattutto per le commesse che hanno il ritardo nei pagamenti.
sia da parte dei privati sia da parte delle amministrazioni pubbliche, che comunque devono sempre tener conto del patto di stabilità che li blocca, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Il credito in questa crisi dovrebbe supportare le imprese. Io vedo invece un po' le banche rigide. Vanno un po' fuori da questo schema di rigidità solamente le banche di credito cooperativo, che credo che in questo momento possono essere il vero volano per l'economia locale delle piccole e medie imprese. Il presidente della Banca Adria, il dottor Vianello. Allora, dicono tutti, le banche hanno stretto la cinghia, le banche di credito cooperativo sono quelle un po' più attente alle esigenze, specialmente dei commercianti, degli artigiani e dei piccoli imprenditori. Che siano attente, lo sono attente. Direi oggi un po' più di prima attente, perché la situazione attuale ci mette nella condizione, dovendo gestire soldi degli altri, di darli fuori con la dovuta tranquillità, serenità e sicurezza di rientro. Non abbiamo mai rifiutato il credito alle aziende in difficoltà, anzi in questo momento siamo particolarmente attenti nel rispetto degli impegni e degli accordi che abbiamo assunto anche a livello regionale con l'ABI, ma anche con la Regione Veneto, ma anche con la Prefettura, di andare incontro a quelle che sono le esigenze dell'imprenditoria. Sicuramente i soldi non vengono buttati via, però siamo molto attenti alla situazione economica di questo momento, che necessita del lavoro e dell'impegno di tutti, anche il nostro. La difficoltà di ottenere credito, secondo lei, come incide in questa crisi? Parecchio. Le aziende che hanno delle commesse che potrebbero mettere in cantiere dei lavori e non hanno la possibilità di realizzarli perché mancano della liquidità necessaria, è un problema serio. Queste situazioni vanno valutate, analizzate, non come sistema per dire a tutti o a nessuno, ma caso per caso, situazione per situazione. E noi per il nostro piccolo, nella nostra realtà, nel nostro territorio siamo disposti a farlo.